Gli appuntamenti di sabato 18 gennaio. Prosegue la 29esima edizione della mostra collettiva Colori in Libertà, organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Recco e la Proloco. L'evento dà la possibilità ai 21 talenti recchesi di esporre nella sala polivalente fino al 19 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Fino al 16 febbraio il FAI, in collaborazione con l'archivio Ugo Mulas, ospita all'abbazia di San Fruttuoso di Camogli la mostra Ossi di Seppia, un intenso dialogo tra due linguaggi artistici, la fotografia e la poesia, e tra due grandi maestri della cultura italiana, Ugo Mulas e Eugenio Montale, dalle 10 alle ore 15. Roberto Chilosi presenta il suo libro 260 gradi Ovest alle 10:15 nello spazio Zirandea Garden in via Raggio a Chiavari. Nei locali del giardino della parrocchia di San Michele di Pagana c'è un incontro dedicato a Italo Calvino a cura di Enrica Melossi ed Erika Giacosa, l'inizio alle 16. Negli spazi espositivi del Palazzo Vescovile di Savona è visitabile la mostra collettiva d'arte contemporanea Pace e così sia, organizzata da Luciana Scarone e Maura Montalbetti. Oltre 50 artisti hanno aderito all'iniziativa, che vuole trasmettere un messaggio di pace, fratellanza, solidarietà. L'allestimento è aperto al pubblico dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 18. Terzo incontro della rassegna Uomini e Navi. Nella sede della Lega Navale di Chiavari, gli amici dell'Eudo raccontano la storia dell'Eudo, nuovo aiuto di Dio, che quest'anno compie 100 anni, alle 17 nel box 51 del porto turistico. Secondo incontro di lettura e commento al libro della Genesi nella chiesa dei Frati Minori di Varazze, l'inizio alle 18:30. Al Teatro Gustavo Modena di Genova va in scena Capitolo 2 di Neil Simon. A raccontare la trama è il regista Massimiliano Civica, sul palcoscenico il quartetto di attori composto da Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Francesco Dotelli e Aldo Tobrino. L'orario dello spettacolo alle 20:30. Al Teatro Garage di Genova va in scena lo spettacolo Fragile Resistente della compagnia Il Turno della Notte, una riflessione sulla società e sul bisogno di trovare un futuro sostenibile, l'inizio alle 21. All'Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure c'è il concerto omaggio a Pierangelo Bertoli e ad altri cantautori italiani di Graziano Nardini, l'inizio alle ore 22.